Il Papa ha chiuso il Sinodo per l'Amazzonia chiedendo di ascoltare il grido dei poveri, chi riconosce in Dio la sua ricchezza e la speranza della Chiesa. Poi l'appello per il Libano. A Velva la Santa Messa conclusiva della visita pastorale. Comunione non è mortificazione, ha spiegato Monsignor Tanasini, che ha lasciato 3 parole dono: la bellezza, l'essenzialità, la purificazione. 240 milioni di euro del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a disposizione per i comuni colpiti dalla mareggiata 2018. Entro ottobre è possibile presentare progetti finanziabili. Casazza Ligure ha ricordato la figura di Giuseppe Stagnaro, sindaco per quasi 30 anni, apprezzato per le qualità umane e politiche. Una via nei pressi di Villa Sottanis porta il suo nome. Il Gambero Rosso di Santa Margherita Ligure conquista Golosaria, la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane, inaugurata a Milano. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Riconoscersi poveri dentro per praticare la religione di Dio e non quella dell'io. Sono le parole che Papa Francesco ha usato nella Santa Messa di conclusione del Sinodo per l'Amazzonia, celebrata nella Basilica di San Pietro. Il Santo Padre ha invitato a non dimenticare che il vero culto a Dio passa sempre attraverso l'amore per il prossimo. Vediamo. Per praticare la religione di Dio e non quella dell'io, dobbiamo riconoscerci poveri dentro e frequentare i poveri, per ricordarci che solo nella povertà interiore agisce la salvezza. Sono le parole di Papa Francesco nell'omelia della Santa Messa di chiusura dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica, concelebrata nella Basilica di San Pietro con 184 padri sinodali e molti degli uditori, degli esperti e degli invitati speciali. La processione iniziale è stata aperta da una uditrice indigena che ha portato un vaso con terra e piantine dell'Amazzonia ed è stata chiusa dal Papa, che ha utilizzato il pastorale donato dai partecipanti al Sinodo. Prendendo spunto dalla parola della liturgia domenicale, il Papa ha messo in guardia da quella che ha chiamato la religione dell'io. Tanti sono cattolici ma hanno dimenticato di essere cristiani e umani e che il vero culto a Dio passa sempre attraverso l'amore del prossimo, sono state le sue parole. Francesco ha quindi indicato il pubblicano dell'episodio evangelico invitando a ripartire dallo scoprirsi bisognosi, perché la radice di ogni sbaglio spirituale è credersi giusti e lasciare Dio, l'unico giusto, fuori di casa. Il Papa ha sottolineato la preghiera del povero proposta dal libro del Siracide, che sale dritta a Dio. Questo perché il senso della fede del popolo di Dio ha visto nei poveri i portinai del cielo. Sono loro che ci spalancheranno o meno le porte della vita eterna, loro che hanno avuto solo in Dio la propria ricchezza. In questo sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite, minacciate da modelli di sviluppo predatori. Eppure, proprio in questa situazione, molti ci hanno testimoniato che è possibile guardare la realtà in modo diverso, accogliendola a mani aperte come un dono, abitando il creato non come mezzo da sfruttare, ma come casa da custodire, confidando in Dio. Quante volte anche nella Chiesa, ha lamentato in conclusione il Papa, le voci dei poveri non sono state ascoltate e magari vengono derise o messe a tacere perché scomode. Preghiamo per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri. È il grido di speranza della Chiesa. Facendo nostro il loro grido, anche la nostra preghiera attraverserà le nubi. Dopo la Santa Messa di chiusura del Sinodo per l'Amazzonia, il Papa ha lanciato un forte invito all'annuncio del Vangelo, esortando anche a non addentrarsi nelle acque paludose delle ideologie, ma nel mare aperto in cui lo Spirito esorta a gettare le reti. Al termine della preghiera mariana, Papa Francesco ha rivolto un appello per il Libano. Lo sentiamo. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un pensiero speciale al caro popolo libanese, in particolare ai giovani che nei giorni scorsi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai problemi sociali, morali ed economici del Paese.
Esorto tutti a ricercare le giuste soluzioni nella via del dialogo e prego la Vergine Maria, Regina del Libano, affinché con il sostegno della comunità internazionale quel paese continui ad essere uno spazio di convivenza pacifica e di rispetto della dignità e libertà di ogni persona a beneficio di tutta la regione medio orientale che soffre tanto. La visita pastorale appena conclusa è stato un nuovo inizio per le comunità di Casarza Ligure, di Castiglione Chiavarese e di Moneglia, chiamate a un cammino di comunione. Monsignor Tanasini ha desiderato celebrare la messa nell'ultimo giorno della visita al Santuario Mariano di Velva per sottolineare la bellezza di questo percorso. Vediamo. Anche le parrocchie più piccole sono nel cuore del Vescovo e ricevono la cura della Chiesa locale. Monsignor Tanasini ha desiderato celebrare l'Eucarestia nel Santuario Mariano di Velva a coronamento della visita pastorale per ricordare questo ai fedeli dell'Alta Val Petronio. Il fatto di aver affidato tutte le parrocchie ad un solo parroco non vuole mortificare le comunità, fa conto della situazione in cui ci troviamo, ma non viene a mancare la cura per la vostra vita cristiana. Il Vescovo ha chiesto con forza agli abitanti della zona di vivere in fraternità la vita cristiana. Ecco, sono venuto a chiedervi questo, la comunione, cioè l'essere legati gli uni agli altri. Monsignor Tanasini ha poi sottolineato l'importanza di considerare la vita cristiana il più grande dono. È proprio scomodo andare alla messa perché non è comoda, ma perché è preziosa, perché è un bene irrinunciabile, perché è il grande dono di Dio. Un messaggio risuonato in un luogo significativo come il Santuario di Velva, punto di memoria e di fede per tutto il territorio. Cerchiamo qui di tenere aperta sempre la chiesa e vedo che tantissime persone vengono per fare una visita, anche 1 minuto, 2 minuti, però passano, accendono il lumino e vede la loro devozione e anche si affidano alla Madonna e lo sento questa devozione, sento questo amore filiale. Il cammino di ambito è iniziato da poco e per la prima volta nella visita pastorale i fedeli delle comunità di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Moneglia hanno vissuto momenti comunitari. L'inizio però è stato promettente. È un cammino che ci sta riportando all'essenziale, lasciando perdere alcune cose delle imbarcature veramente diciamo che non sono prioritarie. A me personalmente accanto a questo c'è anche la parola purificazione. Dobbiamo purificare il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere il cristianesimo per ritrovare, ritorno alla prima parola, per ritrovare veramente il cuore, ciò che è essenziale. E poi la parola bellezza, bellezza, lo dicevo veramente, è più bello insieme. C'è tempo sino al 31 ottobre per l'amministrazione dei comuni colpiti dalla mareggiata dell'ottobre 2018 per presentare i progetti di difesa della costa e poter attingere al fondo di 240 milioni di euro messo a disposizione della Protezione Civile Nazionale. Ad un anno dall'evento intanto si fanno i primi bilanci di ciò che è stato fatto e di cosa ancora resta da completare. Se ne occuperà la trasmissione direttamente su In Onda questa sera 21:10 in diretta su Telepace 1 al canale 15, un reportage dalle diverse località del Tigullio con tanti ospiti. Ce ne parla Maurizio Garreffa, sentiamo. Ci troviamo dal Pino della Carega, da questo scoglio che è diventato famoso come simbolo di un territorio che ha saputo resistere dalla mareggiata che lo scorso anno ha colpito il nostro territorio. Era la notte tra il 29 e il 30 di ottobre del 2018. Questa sera in Direttamente Su faremo un percorso tra i comuni che sono stati coinvolti da questo terribile evento meteo marino e faremo il punto di quello che è stato fatto sino ad oggi e quello che invece resta da fare. Adesso andiamo a vedere il servizio preparato dalla redazione, un'intervista all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, dopodiché la linea può tornare allo studio. Dobbiamo mettere in campo nuovi progetti e nuovi interventi. Abbiamo 240 milioni divisi tra il 2020 e il 2021 e le amministrazioni sono chiamate a
proporre a Regione Liguria un elenco di priorità che serviranno evidentemente a dialogare col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per scegliere appunto quali progetti e quali interventi mettere in campo. C'è tempo fino al 31 di ottobre per le amministrazioni comunali per presentare le schede di fattibilità dei progetti da realizzare per poter attingere al fondo di 240 milioni di euro che il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha stanziato nel biennio 2020-2021, destinato a opere di potenziamento delle difese a mare delle coste liguri. Per interventi di ripristino del litorale, compreso tra Sesti Levante e Portofino, nel corso di quest'anno la Regione ha stanziato circa 23 milioni di euro per fare fronte alle somme urgenze. Adesso, con queste nuove risorse, si dà la possibilità a quelli del Tigullio e a tutti i comuni colpiti dalla mareggiata di fine ottobre 2018 di poter realizzare quegli interventi di prevenzione che sono necessari per la maggiore sicurezza e fare in modo che nel caso si verificassero eventi della stessa portata i danni possano essere decisamente minori. In questa direzione si conferma il dialogo aperto tra la Regione e gli enti locali. Abbiamo fatto cose, io credo, straordinarie insieme alle amministrazioni comunali e questo va ribadito. Oggi mi pare che la sfida sia stata colta, vediamo che cosa mi verrà presentato al 31 di ottobre, non ho ancora visto le schede che i comuni stanno preparando, ma ho fatto incontri preparatori un po' in tutte le province per spiegare che adesso è veramente il momento di sfidare anche le capacità tecniche, perché se noi non facciamo un passo avanti e ci limitiamo a dare risposte emergenziali, poi dopo sappiamo che purtroppo le cose che sono accadute magari fra 10, 15, 20 anni possono anche riaccadere e quindi bisogna assolutamente cercare di agire nel migliore dei modi, sfruttando anche le nuove tecnologie, sfruttando anche le capacità tecniche di molte società ingegneristiche che stanno proponendo anche soluzioni innovative, io credo per dare risposte prima di tutto ai cittadini, poi alle attività commerciali e poi anche alla sicurezza delle nostre coste. Domani pomeriggio alle 16 presso il santuario di Nostra Signora di Montalleghe a Rapallo verrà celebrata una Santa Messa di ringraziamento un anno dalla mareggiata. Presiederà la funzione il rettore Don Gianluca Trovato. I bambini di Val Gregentino, comune in provincia di Lecco, insieme ad alunni dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure e piccoli portofinesi, hanno piantato lungo la passeggiata che dalla Ciapella conduce fino al Castello Brown un giovane esemplare di pino marittimo a memoria di quanto accaduto durante la terribile mareggiata che ha colpito il Tigullio e Portofino nell'ottobre del 2018. Siamo più forti del vento, questo è il titolo della poesia che i piccoli studenti hanno voluto dedicare e leggere in occasione della giornata che commemora il terribile evento di un anno fa. Dopo aver messo a dimora l'albero, la delegazione composta dalle insegnanti e degli alunni della scuola lombarda e ligure insieme ai genitori ha proseguito il sentiero fino al Castello Brown. Qui, dopo lo scambio di omaggi, il sindaco Matteo Viacava ha guidato i visitatori tra le sale del castello. Ancoraggi vietati nella baia di Paraggi, denunciati in 6 durante la tarda mattinata di domenica. La Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha sanzionato i conduttori di 6 barche, 3 a vele e 3 a motore, 2 delle quali al di sopra di 10 metri di lunghezza, che avevano gettato l'ancora all'interno della baia di Paraggi. La splendida baia infatti ricade nella zona C, ovvero a riserva parziale dell'area marina protetta di Portofino, pertanto è vietato gettare l'ancora. La norma è contenuta nel regolamento della riserva emanato dal Ministero dell'Ambiente e ha l'obiettivo di salvaguardare la prateria di Posidonia oceanica presente sul fondale. Le persone al comando delle imbarcazioni e dei natanti sorpresi dalla Capitaneria di Porto sono 5 italiani e un tedesco, per tutti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria come previsto dalla legge sulle aree protette. I controlli sono stati effettuati nell'ambito dei servizi ordinari di vigilanza ambientale nel mare. Cronaca, sono stabili le condizioni di salute del 24enne investito nella serata di ieri lungo la 225 della Fontana Buona. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Lui stava attraversando la statale in prossimità dell'abitato di Cicagna quando è stato urtato da un'auto che probabilmente a causa di una distrazione il conducente non si era accorto che c'era questo ragazzo appunto per la strada. L'impatto è stato piuttosto forte, il ragazzo non ha perso coscienza ma ha riportato diversi traumi. I medici del servizio 118 di Lavagna, dopo averlo stabilizzato, ne hanno disposto il trasferimento al nosocomio genovese in codice rosso.
Un guasto alla rete idrica ha lasciato a secco Lavagna per tutta la mattinata di domenica. Il problema ha interessato tutta la zona del centro, ma anche la località collinare di Santa Giulia. Attorno alle 17 la situazione è tornata alla normalità in quasi tutta la città, eccezione fatta per alcuni condomini nella zona del campo sportivo Riboli e in piazza Marini. Iren ha individuato la criticità in via Fieschi, dove si è rotto uno dei tubi principali dell'acquedotto della città, per il quale sono stati avviati gli interventi di ripristino che si sono protratti per tutta la giornata. Particolare attenzione è stata posta all'ospedale cittadino. Qui è stata fatta arrivare un'autobotte che ha stazionato per tutto il giorno nel piazzale. In realtà non è stato necessario rifornirsi da lì, perché Iren ha attivato un bypass per far sì che l'acqua arrivasse comunque all'ospedale. Alcuni disservizi si sono registrati solo ai piani alti, ma senza criticità. Il guasto ha generato comprensibilmente preoccupazione negli abitanti e anche qualche disagio. I lavori sono concentrati davanti al civico 62 di via Fieschi, in prossimità della centrale dell'Enel. Casarza Ligure ha intitolato una via a Giuseppe Stagnaro, sindaco del comune dal 64 al 93, con una cerimonia che ha coinvolto un nutrito numero di cittadini. Iniziata con un momento di ricordo a Villa Sottanis, si è conclusa con la scoperta della targa in quella che era la traversa di via Nicolò Sottanis. Presente, oltre alle istituzioni politiche e militari, molti amici e familiari. Sentiamo. Io sono felice perché oggi ho visto tante persone che sono state care a mio padre, che lui ha molto amato, con cui ha condiviso la vita e non solo l'amministrazione di questo paese. Quindi spero che resti di questa giornata il volto di tutte queste persone, il grande amore che c'era in mio padre e anche in tutte queste persone per questo paese. Un segno concreto per ricordare una figura importante per il comune, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista relazionale. Queste motivazioni hanno portato all'intitolazione di una via a Giuseppe Stagnaro, proposta dal consigliere Claudio Muzio e approvata all'unanimità da tutto il Consiglio. Io ho interpretato il sentimento anche dei colleghi consiglieri comunali e dell'amministrazione comunale e soprattutto il sentimento della gente, perché questa dedicazione, questa intitolazione della strada era un atto atteso dalla popolazione. Il ricordo di un uomo straordinario sul piano umano. Una delle qualità più sottolineate di Stagnaro negli interventi durante la conferenza in Villa Sottanis è stata quella di andare oltre le differenze politiche e farsi portatore di uno spirito di unità. È stato un sindaco straordinario, io sono molto contento di averlo potuto onorare, di averlo potuto ricordare in questa bella cerimonia che rende omaggio ad uno tra i sindaci che hanno veramente realizzato un'attività che non potrà essere mai dimenticata. Quello che mi è rimasto impresso è sicuramente il suo modo di vivere tra la gente, di sentire la gente, di commisurarsi con la gente e soprattutto arrivare alla fine a creare un comune dal volto umano. Un esempio non solo per chi ha lavorato insieme a lui, ma anche per i sindaci che lo hanno poi succeduto. È stata una persona molto semplice, vicina alla gente e che ha insegnato a tutti i sindaci che sono venuti dopo di lui questa dote. Penso che con questa targa e la dimostrazione del fatto della partecipazione molto ampia dei cittadini casarzesi dimostri il fatto che l'impegno pubblico, sociale, politico sia indispensabile ed è un monito anche per le future generazioni. Anche i comuni di Borzonasca, di Castiglione Chiavarese, di Correglia Ligure, Favale di Malvoro, Mezzanego, Mocconesi, Moneglia, Neirone, Orero, Portofino, San Colombano e Certennoli, con i rispettivi rappresentanti dell'amministrazione, hanno partecipato a Roma alla manifestazione organizzata da Poste Italiane Sindaci dei piccoli comuni d'Italia, per annunciare l'introduzione di nuovi servizi dedicati alle realtà locali con meno di 5.000 abitanti e rinnovare, a distanza di un anno dal loro primo incontro, il dialogo diretto e permanente sulle esigenze specifiche del territorio. 4.000 i primi cittadini che hanno partecipato all'evento aperto dal messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che ha visto la presenza tra gli altri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono stati avviati in questi giorni gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade a Recco. In particolare si sta procedendo alla pulizia delle cunette dei canali di scolo delle acque piovane in via Verzemma nell'omonima frazione. Si tratta della prima di una serie di interventi programmati per favorire e migliorare il deflusso delle acque piovane sul bordo delle strade.
Va in archivio la 29esima edizione del concorso nazionale di poesia e prosa organizzata dall'Associazione Culturale Uleudo di Sestri Levante. Soddisfatti gli organizzatori soprattutto per la numerosa partecipazione di concorrenti nella sezione giovani. Nella sezione Poesia Giovani il primo premio è andato a Beatrice Paltrinieri di Lavagna con Anima Sola. Nella sezione Poesia Italiana, primo Domenico Micillo di Genova con La Nostra Vita. Nella sezione Poesia Dialetto Ligure, medaglia d'oro a Pietro Costantini di Genova con Cinque Terre. Ottimo riscontro ha avuto anche il secondo concorso nazionale di fotografia, organizzato in collaborazione con l'associazione Carpe Diem, vinto da Giorgio Paparella. Anche il Gambero Rosso di Santa Margherita Ligure tra i prodotti presentati all'evento Golosaria in corso di svolgimento a Milano. Alla manifestazione, giunta alla sua 14ª edizione, sono presenti 300 artigiani del gusto, 100 cantine e 20 cucine di strada, per un totale di 80 eventi in programma. Tra questi un laboratorio con degustazione del celebre crostaceo pescato nel mare di Santa Margherita. Scopriamo meglio questo prodotto nel servizio che segue. Ogni giorno in questa parte dell'approdo sanmargheritese arrivano i pescherecci per sbarcare il loro pescato. Ad attenderli un gruppo nutrito di persone, clienti e anche titolari di pescherie che poi inoltrano il prodotto al mercato al minuto. Una delle caratteristiche particolari è proprio il gambero rosso, atteso sia dai titolari delle pescherie ma anche da molti clienti. Ha comperato il gambero rosso di Santa Margherita Ligure. Qual è la particolarità di questo gambero? È un gambero che viene pescato dai 1.200 ai 2.000 metri di fondo, è l'unico che abbiamo ancora in Liguria, speriamo che ci rimanga per ancora diverso tempo. È molto buono sia da fare prezzemolo, aglio, saltato in padella, framigerato al cognac, oppure da mangiare anche crudo come sushi. Lei lo compra spesso? Quasi tutti i giorni. Da quanti anni che portate avanti questa attività? Centinaio d'anni, cominciando dai nonni. Come si svolge l'attività qua? Com'è la vostra giornata? La nostra giornata ci alziamo al mattino molto presto, portiamo il nostro pescato che portano le barche che danno a noi il loro prodotto sul mercato di Genova. E prendiamo a Genova quello che ci serve per servire qua ai ristoranti vari della zona. Il gambero rosso viene pescato proprio qua al largo di Santa? Sì, sì. Noi nel pomeriggio abbiamo l'arrivo dei pescherecci e questo il rientro avviene nel primo pomeriggio, verso dalle 4 alle 8 di sera. È molto richiesto questo tipo di pescato? Sì, è molto richiesto, in verità è molto richiesto e è buonissimo per quello che è richiesto. Nel 2020 in Liguria saranno aperti 15 sportelli del maggiordomo di quartiere, un servizio gratuito di welfare territoriale ideato da Regione Liguria che finanzierà con un bando da 2 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo. Proprio come un vero maggiordomo aiuteranno le persone in piccole incombenze, intervenendo di volta in volta in base alle richieste, magari innaffiando piante per chi va in vacanza, portando la posta a un anziano, tenendo le chiavi per darle all'elettricista, facendo piccole riparazioni oppure fornendo quegli aiuti di buon vicinato diventati ormai sempre più complicati. Saranno arruolati per l'incarico soggetti in temporanea difficoltà economica, formati ad hoc. Saranno aperti 3 sportelli a Imperia, 3 a Savona, 5 a Genova, 1 a Chiavari, 3 alla Spezia. L'avviso pubblico si è aperto il 24 di ottobre e si chiuderà il 6 di dicembre. I maggiordomi saranno giovani o adulti disoccupati, residenti in Liguria, che conoscono la lingua italiana e abbiano un ISEE inferiore ai 20.000 euro.
La decisione della Regione Liguria, col tacito accordo di molti sindaci del comprensorio di proporre un parco nazionale con gli attuali confini di quello regionale, è un'altra occasione di sviluppo economico persa dal nostro territorio. Lo ribadisce in un comunicato la CISL Area Metropolitana di Genova. Secondo il sindacato, questa vicenda, anche se ovviamente con modalità e caratteristiche diverse, può essere paragonata alla chiusura del Tribunale del nostro Levante. È ormai accertato e risaputo che i parchi nazionali sono un'attrazione straordinaria per i turisti da tutto il mondo e quindi un volano per economia delle zone interessate. La nascita di un parco nazionale probabilmente permetteva al Tigullio di uscire dalla stagionalità nel settore del turismo, creando posti di lavoro nuovi anche legati ai temi ambientali, commenta il responsabile dell'ufficio del Tigullio Andrea Sanguinetti, che concluso il mareggiato alla fine si aggiunge un altro tassello che insieme alla denatalità e all'invecchiamento della popolazione accompagna l'inesorabile declino del nostro comprensorio. In Val d'Aveto è andata in scena la transumanza, il ritorno quindi delle mucche nelle loro stalle. Partiti da Torio, in mattinata gli animali attraverso i sentieri hanno raggiunto il paese di Santo Stefano d'Aveto, dove per l'occasione sono stati allestiti i mercatini dei sapori dell'artigianato. Arrivate nella piazza del comune, davanti al castello, le mucche hanno sfilato accompagnate da figuranti del gruppo sportivo Allegrezze in mezzo a 2 ali di folla. La giornata, dai tipici colori autunnali e temperature ben al di sopra della media del periodo, è stata l'occasione per presentare il progetto regionale Cambio Via, che vuole promuovere un modello economico per l'entroterra basato sui suoi valori sociali e ambientali. Verranno presentati domani mattina a Sesti Levante i 2 nuovi bus ibridi col sistema di alimentazione elettrico. Alle 10:30 l'appuntamento in piazza Matteotti vicino al Palazzo Comunale. La benedizione sarà impartita da Don Luciano Smirni, seguirà un breve viaggio dimostrativo. E ora, schede degli appuntamenti. Appuntamenti in agenda per martedì 29 ottobre. Mercato agricolo e delle autoproduzioni in via Salvi a Sesti Levante. Dalle 9 alle 13 saranno presenti le bancarelle con prodotti agroalimentari. Aperto dalle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta, dalle 9 alle 14. Apre alle visite anche il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini, dalle 9 alle 12, in piazza Nostra Signora dell'Orto 8 a Chiavari. Il Museo del Merletto di Villa Tigullio a Rapallo è aperto dalle 14 alle 18. Cerimonia commemorativa per il 75° anniversario della morte del capitano della Monte Rosa Napoleone Cummerlin di Querciavalle. Alle 15 in località Pedagna nel comune di San Colombano Certenoli. Nell'ambito del 15° corso di cultura genovese, Enrico Cirone presenta il proprio libro Ritratti genovesi. Alle 16:30 nella sala Livellara di via del Pino a Chiavari. È stato commemorato a Cherasco, in provincia di Cuneo, Ottavio Ferraretto, originario di Rapallo, a 75 anni dalla sua uccisione. Militante di Azione Cattolica, Ferraretto nacque a Genova ma si trasferì nel Tigullio ancora bambino. Attivo antifascista, il 26 luglio del 1943 a Rapallo guidò per le strade della cittadina un corteo per festeggiare la caduta di Mussolini. Dopo l'8 settembre, ricercato dai fascisti, si rifugiò a Cherasco. Catturato insieme ad altri ostaggi nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1944, fu fucilato per rappresaglia da un plotone di soldati nazisti il 21 ottobre 1944. A lui sono intitolate delle vie sia a Cherasco che a Rapallo. Nella giornata di domenica si è svolta la cerimonia di commemorazione accanto al cippo posto nella zona della fucilazione a poca distanza dal cimitero cittadino. Il sindaco di Cherasco, Carlo Davico, alla presenza di familiari e rappresentanti di associazioni combattenti dell'ANPI, ha deposto una corona di fiori. Secondo posto su ben 189 nazioni e medaglia d'argento ai play-off del First Global Challenge di Dubai per il Team Italy, composto da 6 studenti dell'Istituto Fortunio Liceti di Rapallo col progetto Hydrocarbot, insieme a team nazionali di Israele, Australia e Uganda. Ai ragazzi partecipanti a questa iniziativa sono giunti i complimenti da parte dell'assessore regionale alla formazione, Ilaria Cavo.
Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, insieme al presidente del Consiglio, mentore Campodonico, e al consigliere delegato alla pubblica istruzione, si sono recati invece stamattina in visita al Liceti. I giovani rientrati da Dubai hanno accolto gli amministratori nell'aula magna dell'istituto, dove si sta svolgendo Hackathon, la manifestazione da cui ha preso il via tutto il progetto. Oltre alle felicitazioni per il risultato ottenuto ai ragazzi e al professor Dodero, è stato rivolto un invito per mercoledì pomeriggio nel salone consigliare di Rapallo, dove riceveranno un riconoscimento dall'amministrazione comunale. Parliamo di sport, Serie D calcio, una battuta d'arresto ancora per la Lavagnese, fermata in casa per una rete a 0 dalla Carronese nella 9ª giornata di campionato. Ha deciso il match al 18° della ripresa Porcino. Inutili tentativi dei bianconeri che dalla mezz'ora del primo tempo giocavano in 10 per doppia ammonizione di Allucci. Lavagnese ferma in penultima posizione a 6 punti, domenica scontro salvezza in trasferta col Verbania sul Lago Maggiore. Passiamo alla pallanuoto, Serie A1 femminile, Rapallo vince 15-5 contro il Bogliasco nella 4ª giornata del campionato femminile di Serie A1. Vittoria netta già ipotecata dopo il primo quarto, chiuso in vantaggio 4-0 dalle gialloblu. Gestiscono poi il vantaggio, si aggiudicano la prima vittoria dopo le 3 sconfitte consecutive con Plebiscito, Roma e Orizzonte. Miglior marcatrice il centroboa Barbara Bugica con 6 gol. Prossimo impegno per le ragazze sabato 2 novembre a Lodi in casa del Calli Milano. Questa notizia di pallanuoto era l'ultima per quanto riguarda l'informazione della serata. Prossimo appuntamento come sempre domani 12:45, Tiguglio Oggi. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento a questa sera con Direttamente Su intorno alle 21:10. Buona serata a tutti, arrivederci.